Una buona domenica, ben ritrovati gentili telespettatori, torna il consueto appuntamento del fine settimana qui sulle nostre reti di TV7. Parleremo di un argomento importante questa settimana, un argomento che in questi giorni sta facendo un po' discutere a livello regionale, proprio per questo abbiamo deciso di invitare due ospiti che ci racconteranno anche le diverse opinioni e le diverse visioni su questo argomento. L'argomento è la cultura, l'argomento è quanto il Veneto investe nella cultura, ha investito e sta investendo. E per parlare di questo abbiamo innanzitutto Francesca Scatto, consigliera regionale della lista Zaia, nonché presidente della Sesta Commissione Cultura del Consiglio regionale del Veneto. Buonasera consigliera Scatto. Buonasera a voi. Grazie per essere con noi, per la sua disponibilità e allo stesso modo io ringrazio anche Nicola Talmi, che è il segretario regionale della SLC CGIL, Sindacato dei Lavoratori della Comunicazione. Buonasera Nicola. Buonasera, buonasera. Allora, vi abbiamo contattato perché, come dicevo in apertura, insomma, di questa nostra chiacchierata, di cultura si sta molto parlando. In questi giorni a livello regionale ci sono un po' di polemiche per quella che è, diciamo, il bilancio di previsione per l'anno prossimo della Regione del Veneto. Comincio da lei, consigliera Scatto, così possiamo inquadrare un po' la situazione, visto che lei poi è presidente della commissione che si occupa di cultura in Consiglio regionale. Qual è al momento lo stato dell'arte su questa situazione, proprio per quel che riguarda chi deve prendere le decisioni nel nostro territorio? Anzitutto sottolineo che io sono solo la presidente della sesta commissione, non sono l'assessore, quindi non ne ho diciamo, le relative competenze. Per quanto riguarda la sesta commissione, possiamo dire che mi piace sottolineare che comunque c'è un'unità di intenti all'interno della Commissione nel far porre l'attenzione sulla cultura. Non vorrei dire sul problema cultura, perché se cominciamo a definire la cultura come problema, come ho già detto, ho avuto occasione più volte di dire, vuol dire che ce l'abbiamo noi un problema tutti quanti come società. E quindi allo Stato c'è questa grande attenzione che vorrei anche dire non si è posta soltanto in questo momento in occasione del bilancio di previsione, ma è un'attenzione che la sesta commissione fin dall'inizio, perlomeno da quando io la presiedo, ha comunque posto sul tema cultura. Quindi ieri la Commissione ha votato all'unanimità una raccomandazione da inviare insieme al parere favorevole sul bilancio, da inviare alla prima Commissione affinché la Giunta tenga conto nelle dovute misure dei fondi che devono essere destinati alla cultura. Quindi partiamo da questo presupposto. La sua commissione, se ho capito bene, ha comunque fatto presente che una problematica dal punto di vista dei fondi c'è per la cultura per quello che è il prossimo anno. Ho capito bene? Sì, semplicemente noi siamo consapevoli delle problematiche che ci sono e mi piace anche così spendere due parole comunque anche sul fatto che non è che finora della cultura l'amministrazione regionale non si sia occupata, tant'è che in piena pandemia la Regione del Veneto, tramite diversi fondi disponibili, sia comunitari che nazionali e regionali, ha attuato un piano articolato di misure emergenziali e anche di bilancio articolato a favore di diverse tipologie di attività economiche e di beneficiari. Nicola Talmi, coinvolgo lei. Voi in questi giorni come sindacati, ma non solo, abbiamo sentito anche e ne abbiamo parlato anche sulle nostre reti, dando voce ad associazioni che di cultura si occupano tutti i giorni. Siete un po' preoccupati per quello che sta per accadere, per quello che vi è stato prospettato per il prossimo futuro in Veneto? Sì, sì, noi tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare anche la dottoressa Scatto, siamo stati anche convocati, proprio oggi mi è arrivata la convocazione per la prossima settimana perché abbiamo chiesto di essere anche noi appunto ascoltati in commissione. La preoccupazione è questa nella sostanza. È vero, come diceva la dottoressa Scatto, che effettivamente durante il periodo della pandemia, voi lo sapete, che il settore, diciamo, degli spettacoli, della produzione culturale nel suo complesso è il primo
che ha cominciato a chiudere e purtroppo è l'ultimo che ha potuto riaprire completamente, sta riaprendo in questo periodo, per i motivi che sappiamo, per il Covid e quant'altro. Quindi la Regione nella fase, diciamo così, della pandemia, la cosa va riconosciuta perché io credo che sia giusto farlo, è intervenuta per cercare di sostenere, come ha potuto, in sintonia anche con quello che ha fatto il governo nazionale, le persone che lavorano nell'universo del mondo della cultura, della produzione culturale e dello spettacolo. Perché? Perché è un mondo che è fatto, e su questo è bene mai chiarirlo tra di noi perché capiamo un po' meglio, è fatto dalle grandi fondazioni, diciamo, dei teatri, delle orchestre, ma anche dai cinema, ma anche da tutto un mondo anche piccolo, medio piccolo, e anche di liberi professionisti, di persone che per mestiere producono cultura, arte e spettacolo e che molto spesso navigano in condizioni di, diciamo così, a cavallo tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo. Ecco, per cui ci sono state tutta una serie di iniziative, di bonus, per cercare di sostenere questo settore, perché le persone hanno proprio perso il lavoro, sostanzialmente hanno perso il reddito. Ecco. E noi avevamo, diciamo così, sollecitato da tempo al fatto di dire che, attenzione, è un settore che ha pagato molto il dazio della crisi per i motivi che dicevo, appunto, che è il primo che ha chiuso, sarà l'ultimo che riapre, e che quindi ha bisogno proprio di essere sostenuto in questa fase di ripartenza perché deve recuperare parecchio. Voi tenete conto che i grandi enti avevano comunque gli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione, il FIS, quant'altro, e i piccoli non avevano quasi niente come rete di sostegno. Voi dovete pensare, quando pensate a questo settore, che è composto appunto anche da quello che monta i palchi per le feste, per le sagre in paese, o il musicista che suona, o l'attore che, voglio dire, fa le sue performance. Quindi è un mondo molto vasto, ed è un mondo importante, anche perché, voi capite, quelle persone di solito fanno quel mestiere con un quid in più rispetto a tutti gli altri, che è la loro passione. E quindi la nostra preoccupazione, ne siamo stati anche ricevuti al tempo, l'anno scorso in regione su questo, era che avremmo anche perso molte professionalità, perché qualcuno si trovava a fare un altro lavoro nel frattempo, perché era proprio concretamente questo il problema. Ecco, siccome in commissione è arrivata, nella commissione presieduta dalla dottoressa Scatto, è arrivata le previsioni per il bilancio dell'anno prossimo, la notizia che a noi ha preoccupato moltissimo è che c'è un sistema di tagli a tutti i comparti nella regione Veneto che per il settore della produzione culturale sarà particolarmente pesante. Ora si parla dal 15 al 30%, questa è una cosa ancora da chiarire, che per un settore che ha subito una crisi così profonda può essere un taglio addirittura letale per alcune realtà. Ecco, quindi la preoccupazione nostra è partita sostanzialmente da questo, cioè prima che la cosa accada, perché non è ancora decisa e definita, noi abbiamo chiesto un impegno di natura diversa. Ecco. Consigliere Scatto, a questo proposito lei ci diceva che insomma la vostra commissione si è subito impegnata in questo senso, chiedendo per il momento, immagino, spiegazioni per quello che si può fare con la commissione bilancio. Da questo punto di vista, che prospettive ci sono secondo voi? Perché, come ci diceva Nicola Talmi, insomma, sono stati prospettati dei tagli per l'anno prossimo che stanno preoccupando questo settore, vista anche ovviamente la situazione dalla quale arriviamo. Voi vi siete impegnati e secondo voi qual è l'obiettivo da raggiungere? Direi che più che parlare di richiesta di spiegazioni alla prima commissione, quello che mi è comunque piaciuto è stato che fondamentalmente appena è sorta così dire, la problematica dei tagli, subito sia l'assessore al bilancio che i colleghi della prima commissione hanno dimostrato una massima disponibilità, così come mi pare esposto da quello che ho letto sulla stampa anche dall'assessore Corazzari, che è l'assessore di riferimento. E quindi diciamo che mi sento un po' incordata con la Giunta per cercare di trovare quella che può essere la soluzione a tutto questo in un momento che, giova a ricordarlo, non è un momento facile, perché poi chi amministra si ritrova sempre a dover fare delle scelte. E noi amministratori sappiamo benissimo che quando operiamo le scelte, purtroppo
la contentezza e la soddisfazione a 360 gradi non c'è mai. Quello che a me preme sottolineare è però che ci sia questa attenzione e un'attenzione, oserei dire, anche rinnovata per i comparti della cultura, così come la Giunta regionale ha avuto modo di dimostrare nella conduzione della pandemia, perché comunque la Regione ha dato 18 milioni di ristori, finanziando 13.000 imprese, poi con l'utilizzo dei fondi FSN ha dati altri 10 milioni, altri 10 li ha dati con il FESR, quindi direi che l'attenzione è stata veramente totale. Quasi 8 milioni sono stati dati quasi 10 milioni, scusi, anche alla produzione cinematografica, quindi non si può dire che la Regione del Veneto non tenga conto della cultura. Diciamo che, come sottolineavo poc'anzi, ci sono delle scelte da fare. L'importante è che queste scelte tengano nel debito conto che la cultura è anche lavoro. La cultura, come diceva prima Nicola Talmi, la cultura impiega imprese che lavorano, quindi famiglie. Poi invece sul fare cultura potrei aprire un'altra parentesi, cioè stiamo attenti a non fare di tutta l'erba un fascio, perché non tutto è cultura. Mi spiego, cioè non possiamo noi annoverare tra i fautori della cultura anche persone che magari si improvvisano, perché sicuramente dietro il mondo della cultura c'è il lavoro, non so se questo si era sentito prima, e ci sono famiglie che si sostengono con questo lavoro, però attenzione a non confondere la cultura come lavoro dalla cultura come tutto quello che comprende che è il nostro patrimonio e quello che è la nostra società e l'ambiente. Ma con questo mi scusi, a che cosa fa riferimento? Cioè a cosa si riferisce? No, mi riferisco al fatto che, e qui mi ricollego anche all'importanza della legge numero 17 del 2019, che praticamente risponde a quel bisogno di omogeneità rispetto ad un patrimonio culturale così vasto come quello che ha la Regione Veneto, e andando ad individuare quelli che sono i principi fondamentali che impronteranno l'azione regionale, e quindi tratteggiando anche i riferimenti dell'iniziativa regionale in quella che io definirei proprio la governance culturale, e quindi la valorizzazione dei beni culturali, servizi culturali, le iniziative culturali realizzate dalla Regione e anche dai soggetti che operano nei settori della cultura, le attività di studio e ricerca, le attività teatrali, musicali, insomma, ecco, tutto quello che... Lei mi chiedeva qual era l'obiettivo. Sì. L'obiettivo è che mi pare stiamo anche raggiungendo e anche, insomma, mi pare dovremmo esserci, è quello di incrementare questi fondi, e ribadisco il fatto che l'assessore al bilancio ha dato la propria disponibilità a fare questo, quindi penso che insomma il problema si ponga fino a un certo punto. È stata chiarissima. Nicola Talmi, a questo proposito, allora, ci spiegava la consigliera Scatto, siamo innanzitutto in un panorama ovviamente che tutti sappiamo qual è dal punto di vista economico per gli enti, per le istituzioni, e come diceva la consigliera Scatto ci sono anche delle scelte da fare, e magari quello che viene adesso visto come un taglio probabilmente va interpretato anche in questo senso. Ma allora le vostre preoccupazioni si limitano a questo, o secondo voi è diciamo non è la prima volta, ma possiamo tradurla in il sistema adesso in questo momento si ritrova un po' in difficoltà, ma è una difficoltà che era già generalizzata? Sì, guardate, la pandemia ha scoperchiato un vaso di Pandora di una situazione che conoscevamo. Il mondo della produzione culturale nel suo complesso è composto da, come dicevo prima, grandi enti, ma anche piccole realtà, dove peraltro abbiamo scoperto fenomeni anche, diciamo, di evasione contributiva, di lavoro nero, eccetera, eccetera. Però il tema è senz'altro di lungo periodo per un motivo. Guardate, l'Agis, non il sindacato, ha proprio nei giorni scorsi, ieri mi pare su tutti i giornali,
è uscito un ragionamento abbastanza chiaro e semplice, cioè quant'è l'investimento pro capite nel settore della cultura della Regione Veneto rispetto alle altre regioni. E lì emerge che una cifra impietosa, cioè nel senso che la cifra che viene, diciamo, spesa pro capite è di 3,50 € per quanto riguarda la Regione Veneto, quando abbiamo regioni che investono il doppio, il triplo, 10 volte tanto. E i direttori delle importanti orchestre filarmoniche del nostro territorio ci raccontano che quando si incontrano con i loro omologhi dell'Emilia Romagna piuttosto che della Toscana, scoprono di avere risorse finanziarie di 1/10 rispetto a quelle degli altri colleghi, tanto che si comincia a parlare di realtà che vorrebbero delocalizzare, cioè trasferire la propria realtà fuori dai confini regionali proprio per questo motivo. Ma guardate, io lo dico anche perché è evidente che il settore complessivo della produzione culturale nella nostra regione non è abbastanza finanziato, e lo dimostrano anche se andiamo a vedere i saldi degli anni precedenti. Lasciamo stare gli anni difficili, ma nel 2019 vediamo che il Veneto aveva speso 20 milioni di euro quando, voglio dire, per fare un esempio, la Sardegna ne ha spesi 158, ecco, per cui, ecco. Ma io però voglio far riflettere anche su un altro aspetto che secondo me è molto importante. Cioè, guardate che oltre a essere un mondo del lavoro importante, per i motivi che abbiamo detto, è anche un fenomenale volano per il settore turistico, perché noi dobbiamo pensare che il Veneto è una potenza dal punto di vista del turismo, ma nel turismo, cioè nella motivazione per cui la gente viene in Veneto, c'è anche l'Arena di Verona, c'è anche la Fenice di Venezia, ci sono i nostri teatri. E voglio dire, noi dovremmo avere l'attenzione di capire che l'investimento nel mondo della cultura, senz'altro senza sprechi, senz'altro senza, voglio dire, senza buttare via soldi, che di questi tempi non vale proprio, è ancora più grave che di solito, ma è un settore che oltre a dar da lavorare e da mangiare a queste persone e all'indotto complessivo, come facevo l'esempio prima, dagli impianti audio ai palchi, eccetera, eccetera, è anche un settore che ha un'efficacia immediata nell'attirare anche volumi importanti di turismo internazionale e, mi permetto di dire, anche benestante. Allora, a seguito di questa nostra denuncia del fatto che la Regione Veneto in via cautelare ha fatto dei tagli, diciamo, lineari per comparto, perché non è certo, diciamo, delle risorse, mi pare di capire, non è certo di sapere le risorse disponibili l'anno successivo e soprattutto di avere altre emergenze come quelle che abbiamo avuto. Ecco, a fronte di questo, a fronte di quando noi abbiamo fatto presente all'assessore Corazzari appunto che il rapporto, diciamo, di investimento pro capite è molto molto basso, siamo una delle regioni che investe meno, ecco, la risposta dell'assessore Corazzari è stata: sì, però noi non abbiamo l'addizionale IRPEF in Veneto. Voi sapete che questo è un vanto del Presidente Zaia. In realtà non è vero che non ce l'abbiamo, abbiamo l'IRPEF minima stabilita per legge su base regionale, e non abbiamo attivato quello che poteva essere, cioè un leggero aumento dell'IRPEF, che le regioni non fanno indistintamente. Quindi in Regione Veneto i cittadini pagano tutti l'1,30 di addizionale di IRPEF, sia che sia un operaio che prende 20.000 euro all'anno, sia che sia una persona molto ricca. Ecco, io credo che introdurre una piccolissima aliquota che intervenga sui redditi più alti potrebbe tranquillamente dare quelle risorse in più che altre regioni hanno per finanziare questo come altri settori, sapendo che è un investimento che ha una ricaduta immediata nel settore importantissimo che noi abbiamo, che è appunto quello del turismo. Per cui io credo che, siccome è vero quello che dice il Presidente Corazzari e l'assessore Corazzari, cioè noi spendiamo meno risorse, però noi abbiamo anche una minore pressione fiscale, a parte che abbiamo un'evasione fiscale spaventosa, ma abbiamo una minore pressione fiscale. Bene, quella è una decisione che Zaia rivendica sempre da tanti anni, insomma io lo conosco bene perché io sono stato parecchi anni fa consigliere regionale, è sempre stato un cavallo di battaglia di Luca Zaia, quella di dire appunto non ho mai aumentato le aliquote IRPEF. Le hai tenute però uguali per tutti. Ecco, io credo che sarebbe bene che magari chi più ha
potrebbe dare un piccolo contributo che permetterebbe questi investimenti. E con questo entriamo sicuramente poi in tutt'altro argomento, anche se poi ovviamente potrebbe ricadere in quella che è la nostra chiacchierata di oggi. Però lei, allora, consigliera Scatto, volevo chiedere cosa pensa di questa disparità tra le regioni che Nicola Talmi ci stava sottolineando. Ci sono regioni, lasciamo perdere quelle a statuto speciale, perché se stessimo a parlare di autonomia potremmo parlarne per ore. Però oggettivamente è un tema, secondo lei consigliera, questo del fatto che il Veneto forse non investe, non voglio dire non spende, ma non investe abbastanza in cultura al giorno d'oggi? Ma vede, io sposterei la domanda su questo. Intanto il problema dell'autonomia è un grosso problema, più che quello dell'IRPEF. Sicuramente il vero problema è quello dell'autonomia, perché si fa presto a fare i confronti con i soldi in tasca. E quello che mi stupisce un po' anche da parte di Agis è questo continuo battere su questi 3,50 € come cifra pro capite che la Regione Veneto spenderebbe in cultura per ogni cittadino. Mi perdoni, mi sembra diminutivo proprio del settore ridurre tutto a 3,50 €, anche perché il bilancio della cultura non è solo fatto della cifra, per così dirla, proprio l'acqua di rose che viene messa nei capitoli della cultura, perché poi in realtà viene messo molto di più, ma molto di più. Quindi questi 3,50 € sono un po' il cavallo di battaglia che però lascia anche il tempo che trova. Questo è quello che penso io. E questo realtà, molto di più, se volesse spiegarlo ai nostri telespettatori che ci stanno sentendo, come si compone? Il molto di più arriva dai fondi europei che noi utilizziamo. Dicevo prima, in piena pandemia, il sostegno del Fondo Sociale Europeo è stato pari a 10 milioni, altri 10 milioni sono arrivati dal FESR, altri 10 milioni ancora per la produzione cinematografica. Questi non fanno parte della cifra che viene messa a bilancio e quindi dovremmo smontare il discorso dei 3,50 € pro capite. Mi sembra un po', scusatemi, uno slogan. Ecco. Quindi insomma si analizza una piccola parte, ma non si analizza il poi, no, non solo, e poi mi piacerebbe di più sentire parlare, anziché dei 3,50 € in riferimento alla cultura del Veneto, mi piacerebbe molto di più sentire parlare della qualità, dell'efficienza di quelle che sono le nostre imprese culturali, perché noi abbiamo le eccellenze anche in questo. Quindi mi sembra, ribadisco il concetto, veramente diminutivo il ridurre tutto a questi 3,50 €. È stata chiarissima. Perché Nicola, non è così. Certo, Nicola Talmi, lei cosa risponde? Io sono d'accordo, è chiaro, Presidente, che si utilizzano anche gli strumenti della comunicazione, quindi capisco l'Agis da questo punto di vista, però io vorrei dire che è ovvio che al di là dei soldi che vengono stanziati dalla Regione Veneto ci sono anche altre fonti di entrate, gli stessi biglietti, la vendita di spettacoli, diritti e quant'altro. Però è evidente che, come pure appunto i finanziamenti europei, però è evidente che anche le altre regioni hanno anche queste altre entrate. Se noi andiamo al di là del dato dell'euro pro capite, ma andiamo a vedere gli investimenti, sempre in questa analisi dati delle Regioni dello Stato, vediamo che nel 2017 saranno spesi 32 milioni, nel 2018 29, nel 2019 20, quindi questa riduzione c'era stata. E io condivido con la Presidente che noi non vogliamo mica, voglio dire, diventare come la Sicilia, che per dire nel 2019 il dato non è nemmeno accertato perché probabilmente non avranno chiuso il bilancio correttamente. Per cui io non sono per, diciamo, rivendicare gli sprechi, ci mancherebbe altro. Io credo che anche la produzione culturale debba essere economicamente sostenibile perché sono soldi delle tasse dei cittadini e quindi è giusto che sia così. Questo ci mancherebbe altro. Io insomma sottolineo il fatto che
La Regione Veneto è una regione che investe in molte attività produttive di vario tipo, diciamo così, ed è giusto che investa anche nella produzione culturale, che è un valore aggiunto per la nostra regione, per la nostra tradizione, per la nostra cultura, per la nostra storia, e ribadisco, perché occupa un sacco di persone, ma non le occupa a vanvera, cioè questi non sono, voglio dire, guardie forestali della Calabria, per fare un esempio di sprechi, diciamo, arcinoti. Sono persone che lavorano in un settore che produce ricchezza, che produce flussi turistici, che produce anche, insomma, la proiezione internazionale del nome della nostra regione. Insomma, la nostra regione è anche l'Arena di Verona, è anche la Fenice di Venezia, è anche il Teatro Stabile del Veneto, proprio anche per questo motivo. Quindi, diciamo così, risparmiare in questo settore, oltre a rischiare una crisi per questo settore, soprattutto per le realtà più piccole, rischia anche di, diciamo così, essere un freno alla ripresa complessiva del nostro settore. Ma guardate, io lo dico per le grandi realtà, ma questo settore io l'ho conosciuto appunto durante la crisi, perché li abbiamo intercettati per questa situazione di persone che non avevano poi più reddito per via del Covid, è fatto anche da decine di migliaia di realtà culturali anche minori, molto spesso basate in gran parte, guardate, davvero su volontariato, su lavoro che è determinato più dalla passione che dallo stipendio a fine mese, e che è un settore che purtroppo durante questa lunghissima pandemia si è depauperato, per cui voglio sottolineare che c'è il grande ma c'è anche il piccolo, e noi dobbiamo cercare di dare una risposta a entrambi. La spinta che sta cercando di dare le grandi organizzazioni, i teatri, tutti quelli che sono mobilitati in questi giorni, e anche le organizzazioni sindacali unitariamente, è: troviamo le condizioni e i punti di equilibrio perché la prossima finanziaria non sia una finanziaria che, diciamo così, condanna un pezzo intero della produzione culturale a chiudere baracche e burattini. Consigliera Scatto, siamo ormai praticamente in chiusura, abbiamo 2 o 3 minuti, insomma, per tirare anche un po' le somme di questo nostro confronto, di questa nostra chiacchierata. A questo punto di equilibrio, secondo lei, come e dove si deve ricercare per arrivare a una situazione in cui ovviamente ci auguriamo tutti il mondo della cultura riparta, magari anche meglio di quello che era la situazione pre-pandemica, e la Regione deve ovviamente comunque fare la sua parte? Guardi, l'ho già in parte espresso prima il mio pensiero, ed è questo. Sostanzialmente trovo molti punti in accordo con il dottor Atalmi, e questo mi fa anche ben sperare in una futura collaborazione che ci veda uniti, perché il bene, diciamo, da tutelare è un bene comune e non di una sola parte. Io avevo già iniziato questo percorso in commissione, cercando di fare in modo che proprio anche le piccole realtà possano essere tutelate. Però le piccole realtà in qualche modo devono essere inglobate in quelle che sono le strutture più grandi. Ecco che ovviamente sarà anche necessaria, passatemi il termine, una, tra virgolette, scrematura, ecco, in questo senso, affinché queste piccole realtà, che però devono avere un'identità affermata e anche una professionalità acquisita, possano entrare in un sistema più grande. Posso pensare allo Stabile, posso pensare ad Arteden, di quelle che sono le partecipate della nostra regione. Ecco. Quindi non solo ed esclusivamente finanziamenti a pioggia, ma magari un po' più mirati per cercare di sostenere, insomma, certo. gli enti. E questo, e tra l'altro, mi scusi, è proprio lo spirito della legge numero 17 del 2019, Perfetto. che è la legge è stata chiarissima. Un'ultima battuta anche con lei, Nicola Talmi. Voi adesso andrete sicuramente a confrontarvi con le istituzioni, ci raccontava prima che il confronto ci sarà, ma voi che cosa sperate di ottenere? Questa è la domanda diretta che le faccio. Noi incontreremo appunto l'ufficio di presidenza della Commissione per, insomma, segnalare le nostre preoccupazioni. Posso dire alla Presidente Scatto che saremo al suo fianco su questa impostazione, sull'impostazione del fatto appunto che ci sia anche un'armonia, diciamo così, tra chi va sostenuto in questa fase difficile. Noi speriamo di far capire alla politica veneta tutta, diciamo così, al Presidente, alla Giunta,
che dobbiamo dare un segnale forte del fatto che noi non vogliamo che questo settore, diciamo, venga decimato dalla crisi del Covid. La crisi del Covid è stata drammatica per tutti, per chi più e chi meno, perché ci sono settori che hanno sofferto di più e sofferto meno. Ricordiamo che questo è un settore di quelli che ha sofferto più di tutti. E quindi se non vogliamo perderne dei pezzi, che guardate non sono pezzi che poi si recuperano, non è un negozio che chiude e che poi si riapre, una grande tradizione di produzione culturale, sarebbe bene che il 2022, scusate, fosse davvero l'anno del rilancio per tutti quanti. Francesca Scatto, consigliera regionale, presidente della Sesta Commissione Cultura, io la ringrazio per essere stata con noi. Grazie a voi. E ringrazio ovviamente anche Nicola Talmi, segretario regionale SLC CGIL del Veneto e sindacato dei lavoratori della comunicazione. Grazie a loro entrambi e buon lavoro. Grazie. Grazie a voi anche ovviamente che ci avete seguito da casa. L'appuntamento con i Reporters in vi dà naturalmente appuntamento, perdonate il gioco di parole. A domenica prossima, grazie e una buona serata.